lei è uno dei pochi che si è prestato a parlare, perché purtroppo come lei ci sono tanti altri inquilini di questi palazzi nuovi che si trovano nella sua stessa situazione. Questa Italia si fa vedere sempre meglio, no? Siamo restati con acqua fredda, non si poteva, era riscaldamento balordo, più di 10 giorni. Dopo sarebbe un'altra cosa, la rete, mettere la rete, perché qua è brutto, vengono sulle finestre, girano intorno. Bisogna chiudere ognuno il suo pezzo. L'acqua fuori che mi va dentro, tutte infiltrazioni sulla camera. I balconi, mi viene dentro acqua quando piove. Non so cosa vuole fare. Vuole la muffa sotto. Quanto paga lei di affitto? 242. Mi scusi l'indiscrezione, posso chiederle quanto prende di pensione? 1000. E lei è una persona che ha lavorato 40 anni? 40 anni cantiere, sì. E ha pagato regolarmente sempre i tributi? È giusto che un cittadino italiano corretto nei confronti del suo Stato venga trattato peggio dell'ultimo parassita di questa terra? Non mi faccio dire brutte parole, che ne mi vieni giorno. Non siamo pronti, non siamo noi adatti, non siamo niente. 40 anni volevo lavorare. Secondo lei si aspetta che qualcuno le dia una mano come è corretto con lei e con tutti gli altri? Chi? Ormai quello che rimbalo, caro mio, non c'è niente da fare qua più. Cosa chiede a chi di dovere per tutelare la sua salute, non solo la sua ma di tutti questi inquilini? E che diritto vuole che chiedo? Che non credo che non vale niente quello che chiediamo noi. Io non mi sento italiano, ma per